E niente, io non me l'ha vista. E faccio lo stesso il video perché alcuni mi hanno scritto e mi dispiace, poi per un fatto di completezza voglio farli tutti, però purtroppo dovevo andare. Prima ho lavorato di mattina, poi il pomeriggio dovevo andare a questa festa, della quale allego un allegato, metto un allegato. Che è successo? Che ha segnato Zielinski? La cosa divertente è che la festa era di certi amici miei polacchi, quindi al gol di Zielinski io sono andato per tutti i tavoli a esultare con loro, aspettavo pure il gol di Milik che purtroppo non è arrivato, ma a proposito di Milik è importante perché lo so già che adesso la maggior parte di voi vuole Icardi e Milik sta sulla graticola perché non segna quando il Napoli fa 4 gol. Lo so già, ma ragazzi dovete avere pazienza, dovete aspettare un attimino, non dovete esagerare. Perché vi dico solamente una cosa, l'Inter a Icardi ha perso 4-1 e il Napoli con Milik ha vinto 4-1. Non sempre, capito? Non sempre il giocatore singolo ti cambia la partita perché così, a meno che non è uno stracampione, ma non è detto. Il Napoli deve affiancare per me una punta a Milik e il concetto, l'idea che ho io è il giocatore Belotti. Belotti è il prototipo del giocatore che ci serve secondo me, perché se gli butti la palla addosso te la protegge, è forte di testa, ha una buona resistenza, punta alla profondità, non smette mai di lottare, un lottatore, è un giocatore proprio che penso farebbe arrizzare il San Paolo. Per il resto va tenuto Milik e va affiancato Belotti e devono alternarsi o possono giocare anche insieme. Questo è il vantaggio di avere Milik, che possono giocare anche insieme, perché Milik viene più dentro e può fare anche addirittura il primo dei tre dietro la prima punta. Quindi è importante secondo me tenere Milik, continuare a puntare su di lui e affiancargli un attaccante di un altro livello, non di un altro livello ma di altre caratteristiche, e secondo me Belotti potrebbe essere un'ottima cosa, visto che abbiamo, e spero che resti per un anno o due, Ciruzzo che sta facendo un finale di stagione in crescendo, ha capito benissimo come fare quel ruolo ed è quello che rappresenta, capito? Rappresenta tutti noi, rappresenta la napoletanità, rappresenta uno che veramente te lo ritrovi in difesa anche a difendere come faceva Cavani all'epoca. Non parlate Cavani, non si parla di Cavani, ristrutturazione di case, di Icardi, Cavani all'aeroporto, non si parla di Cavani, non facciamo stronzate, concentrati, obiettivi possibili, e questa è la cosa importante di questo video, perché di Napoli-Inter 4-1 sì, la bellezza del calcio è proprio quella, che quando all'andata Zielinski fallisce clamorosamente l'occasione dell'1-0 al 90esimo col salvataggio di Asamoah, il famoso parametro 0 che il Napoli perché non ha preso Asamoah, perché quando si prende un parametro 0 ti può andare bene come ti può andare male. Se la Juve ha lasciato andare Asamoah un motivo ci sarà, e quindi questi sono i parametri 0, è complicato. Quindi Asamoah che salva il risultato all'andata, Asamoah che sbaglia il passaggio al ritorno, Zielinski proprio mette un siluro che apre poi le danze, e va bene, e il resto è tutta poesia, e il resto è il motivo per cui noi continuiamo a guardare il calcio, che comunque fa schifo, perché specialmente la Serie A, vedere tutte le partite spezzettate che non giocano contemporaneamente, almeno le ultime 3 fategliele giocare tutte insieme, è uno schifo. E il VAR è peggio di quando non c'era, perché almeno quando non c'era tu avevi il dubbio, vuoi vedere che l'arbitro non l'ha visto? E invece quando poi capitano certi falli di mano, col VAR acceso, tu non hai più il dubbio, dici l'hanno visto e hanno deciso di non darlo. Questo è il mal di testa che mi viene a me, perché abbiamo il VAR e continuano a fare i cazzi che vogliono loro, e questo non va bene, perché poi metti in pericolo non voglio manco parlare allo scudetto, che bastavano, un amico ha detto che giustamente bastavano i 2 scontri diretti per noi per avere 6 punti in più e togliere 6 punti a loro, e tutte le altre schifezze, cazzate, fortunate, sfortunate da parte nostra non servivano manco più, bastavano i 2 scontri diretti. Quindi fare mea culpa per i punti persi per strada, per errori nostri, fare mea culpa per la sfortuna, i 24 e 27 pali, non lo so, va bene tutto, però resta sempre quel fatto che facci pure un calendario,
li ha aiutati, che era proprio, sembrava il tappeto rosso per andare a vincere la Champions. Comunque, vabbè, non ha proprio importanza, perché noi la nostra corsa la dobbiamo fare su noi stessi, non sulla Juve, perché non si può fare. Se loro pigliano a Ronaldo, non tu puoi pigliare a Messi, però puoi essere tu più competitivo sul lungo. Quindi se tu vuoi sostituire, non puoi pigliare il nuovo Cafu, il nuovo Maicon, però puoi prendere uno da affiancare a Malqui, e allora c'hai due che ti garantiscono, se uno non sta bene, che l'altro possa garantire la stessa prestazione. Se Thuram è tornato come sembra ai suoi livelli, prendine uno, si parla di questo Hernandez, prendine uno che ti può garantire la stessa cosa. A centrocampo prendine un altro che faccia rifiatare Allan e poi alterni quello che vuoi tu al centro, e un attaccante che faccia il lavoro di Belotti. Io credo che quei tre portieri che sono fortissimi, io credo che già così, confermando tutti quelli che abbiamo, già abbiamo un'ottima possibilità di fare una stagione dove ci divertiamo e dove Ancelotti può avere il suo gioco supportato dai giocatori che dice lui. Questa fondamentalmente è la cosa da dire. Perché? Perché poi le altre panchine sono tutte traballanti, e Spalletti se ne va, probabilmente Conte, e Ranieri se ne va, probabilmente Mazzarri, non lo so, e Allegri esonerato, perché si dice esonerato quando uno tiene ancora un altro coso di contratto, si dice così. Simone Inzaghi, se vogliono avere una continuità del progetto di uno che ha look solamente, cioè, molto speculativo sempre, oppure se vogliono cambiare veramente, Maurizio Sarri. Va bene, poi vedremo se questa cosa accadrà. Merita un video a parte, non se ne parla proprio. Koulibaly, che capisce 5 minuti prima che quello sta tirando e fa una corsa e toglie il gol, è la cosa più bella per questo poi il calcio uno non riesce a rinunciarci, perché si vedono queste cose qua. Il resto fa tutto schifo, è difficile da analizzare, ma il calcio ci piace per questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, senza occhiali oggi, non ce li ho portati di mano, faccio questo, da New York, Valerio Fluido è tutto, e ne parliamo la prossima volta. Mi dovete perdonare, sono impegnatissimo, però per quei pochi che seguono lo faccio per voi e vi voglio bene. Juventini carini, Juventini simpatici, Juventini cretini li lasciamo al loro brodo, e tutti gli altri seguaci del canale vi abbraccio e ci vediamo alla prossima. Bisogna parlare del mercato e degli allenatori, perché gli allenatori faranno la differenza questa volta. Le altre squadre devono ricominciare da capo, questo poi è il succo. Noi siamo un pochino già inquadrati in una situazione.